oggi è venerdì, sono le 3 circa, noi un paio d'ore fa dove eravamo, Sante? Eravamo presso la nostra sede, l'attuale sede della comunità islamica, che è in via del Vascello, nei pressi della stazione di Udine. Oggi è stata una giornata importante non soltanto perché il venerdì è il giorno più importante per noi della settimana, in quanto abbiamo la preghiera comune, ma anche perché il primo venerdì del mese di Ramadan di quest'anno è il 1428 secondo il calendario islamico, e questo appunto è stato il primo venerdì di questo mese di Ramadan, quindi è stato naturalmente un venerdì un po' particolare. Si è parlato naturalmente dell'importanza del mese di Ramadan e dell'importanza che ha per la comunità, particolarmente in un paese che non è islamico. E quindi la traduzione che abbiamo fatto in italiano ha messo un po' in luce appunto come questo periodo sia il periodo in cui è stato rivelato il Corano, il periodo in cui ci sono stati degli episodi storici importanti che hanno segnato poi il futuro e il presente di oggi dell'Islam, non soltanto nei paesi islamici ma anche in quelli dove la diaspora islamica è arrivata, quindi Udine compresa. E poi è il mese in cui naturalmente i musulmani sono invitati ad avere un rapporto con Dio più intimo che possibile, e dove naturalmente uno cerca di migliorare se stesso, il proprio carattere, per poi sviluppare, diciamo, questa attitudine anche dopo Ramadan. Oggi c'erano parecchie persone presenti alla funzione, tant'è che il locale non è riuscito a contenerle tutte, ed è una immagine che possiamo prendere quasi a emblema della situazione della comunità, su cui avremo occasione di soffermarci in una serie di incontri. Quante persone conta la comunità musulmana del Friuli? Dunque, noi possiamo fare riferimento a quanti frequentano più o meno assiduamente la nostra sede, quindi direi attorno a 1 migliaio di persone. Chiaramente non sempre vengono tutte insieme, altrimenti abbiamo problemi proprio di contenere tutti. E la comunità naturalmente è più vasta di questo, nel senso che ci sono musulmani e musulmane che per varie ragioni non riescono, non possono, non desiderano frequentare il centro, anche perché l'appartenenza alla comunità islamica è, come l'appartenenza a qualunque altra religione, è libera, nel senso che ognuno può decidere di pregare, quante volte pregare, dove pregare, quindi non necessariamente quanti non frequentano il centro non sono musulmani, anzi. E quindi ecco, direi più o meno sono circa 1 migliaio le persone che fanno riferimento a questo centro, proprio perché comunque gli spazi sono ormai esigui. Stiamo dislocando parte della comunità in un'altra sede, che è quella che sarà aperta credo fra pochi mesi, o comunque probabilmente all'inizio del 2008, presso via San Rocco, che è una sede un pochino più decentrata, ma che permetterà appunto di riuscire a offrire degli spazi a più persone, anche perché la comunità è in evoluzione, sia per quanto riguarda i numeri, nel senso che una immigrazione sempre più forte porta naturalmente anche dal punto di vista della nostra minoranza islamica ad assumere dei numeri più importanti, ma anche perché c'è un tipo di immigrazione diversa, nel senso che in questi ultimi anni anche per quanto riguarda la comunità islamica c'è un fenomeno di allargamento, diciamo, della base migratoria, per cui non immigrano soltanto più i lavoratori ma anche le loro famiglie, e quindi abbiamo anche delle necessità di offrire spazi per le donne, per i bambini e per tutta una serie di attività verso le quali prima non avevamo necessità, insomma, di organizzare nulla. Ecco, oltre all'allargamento della base quantitativa, io mi sentirei di sottolineare anche la pluralizzazione. Oggi ho visto volti molto diversi, molto eterogenei presenti alla funzione, dall'africano al magrebino alla persona che arriva dall'Asia. È un'immagine interessante di eterogeneità che si riconosce all'interno di un credo che ormai è parte integrante di Udine.
Sì, questo è uno dei nostri punti di forza, se possiamo dire così, forza culturale naturalmente, perché il poter vivere insieme, soprattutto momenti di spiritualità, ma anche momenti di socializzazione, con almeno una decina o più di etnie contemporaneamente, fa della comunità islamica un laboratorio di fatto, dove si deve per forza elaborare un modello nuovo di coesistenza. Nuovo intendo almeno per la nostra regione o per il nostro paese, perché forse altre nazioni hanno già sperimentato questo prima di noi con alterne fortune. Però per quello che ci riguarda è sicuramente una sfida interessante. Abbiamo non soltanto una differente presenza a livello etnico e anche linguistico, ma anche sul piano religioso non siamo necessariamente tutti rappresentanti di un'idea identica. C'è chi vive l'Islam in un modo, chi l'ha imparato in un modo, chi ha avuto un'educazione religiosa più o meno intensa, chi la sta costruendo qui la propria identità religiosa in un senso, chi ha ritrovato la propria identità religiosa venendo in un paese non islamico, e quindi credo che sia una sfida interessante non soltanto nell'ambito più o meno ristretto della nostra comunità, ma anche nell'ambito della società più in generale, di trovarsi a dover costruire un'identità che deve essere al tempo stesso fedele ai principi islamici, ma assolutamente integrata nel resto della società, perché poi la gente vive qui, non soltanto paga le tasse qui, ma anche manda i figli nelle scuole in cui i friulani, gli udinesi mandano i propri figli, compra la maggior parte delle cose negli stessi negozi, se non tutti, ma almeno molti, e quindi si trova di fatto comunque in un processo di integrazione che è già in atto. Si tratta di saper trovare un equilibrio anche con un'identità islamica o precedente o da costruire, ma che comunque deve tener conto appunto di una realtà assolutamente nuova. Certo. Senti, l'altro ieri c'è stata la tua nomina a portavoce della comunità. Quali sono, dal tuo punto di vista, i punti salienti che la comunità dovrà affrontare, in particolar modo nel rapporto con questa città? Io te ne ricordo uno perché l'ho letto sul giornale, il bisogno di sviluppare un rapporto stretto all'insegna dell'apertura con la comunità locale. Sì, questo è naturalmente uno dei primi punti sui quali avevamo ragionato anche precedentemente, diciamo, a questo mio incarico molto, e però per vari problemi, direi soprattutto di natura culturale, non siamo riusciti poi a dare una realizzazione concreta a questi nostri intenti. Tuttavia gli intenti sono rimasti, anzi sono addirittura aumentati, perché le necessità della comunità diventano più pressanti, nel senso di poter mostrare quello che siamo e quindi in qualche modo bilanciare un attimo l'immagine negativa che invece spesso danno di noi i mass media. Questo naturalmente non è un modo più o meno elegante per rilanciare l'accusa nei confronti dei mass media, ma è più che altro un'autocritica, nel senso che se la gente non ci conosce abbastanza è forse o soprattutto anche perché noi non abbiamo dimostrato appunto di essere abbastanza aperti. In questo senso stiamo pensando, così come è avvenuto anche in altre città, di indire almeno una giornata cosiddetta moschea aperta. Noi non consideriamo la nostra sede una moschea vera e propria, nel senso che è un centro in cui si prega, ma anche o più spesso ci si incontra, si discute, ci si conosce sia fra di noi che con altre realtà, anche se convenzionalmente viene chiamata moschea. Quindi la chiameremo probabilmente giornata della moschea aperta o del centro aperto o della sede aperta, ma vorrebbe essere, diciamo, un tentativo per offrire un'apertura fisica della sede, ma anche un'apertura mentale, sia da parte nostra sia da parte di quanti intendono venire a misurare appunto le proprie conoscenze, giudizi o pregiudizi, e cercare così, in questo modo, di dare un segno tangibile di come vorremmo cominciare ad aprirci effettivamente, a conoscere un po' meglio. Parlo soprattutto per quanti sono immigrati anche recentemente, e da parte della popolazione che
probabilmente dai giornali e dai mass media in generale non riesce ad avere un'immagine precisa di che cosa sono i musulmani, di come vivono e di che cosa vogliono.